Buongiorno da Sicilia 24, i titoli. Strage di Altavilla Milicia, Giovanni Barreca, accusato di aver ucciso moglie e 2 figli durante un rito esoterico, potrebbe non andare a processo, si attende l'esito della perizia psichiatrica. Crisi idrica, manca il foraggio per gli animali, allevatori sempre più in difficoltà, da oggi la distribuzione del fieno decisa dalla Regione. Non solo la siccità, a mettere a rischio le coltivazioni c'è la minaccia dei cinghiali che mangiano frutta e ortaggi. A Petralia Sottana, primo centro di raccolta per animali da abbattere. Dopo lunghi mesi sono arrivate le prime piogge, temporale ad Enna, probabili precipitazioni nel pomeriggio. Torna balneabile il tratto di mare più bello di Isola delle Femmine, turisti affollano la spiaggia. A Zafran Etnea, Noah canta l'amore, la pace tra gli uomini, l'artista israeliana ha presentato in anteprima 4 nuove canzoni. Calcio, tra campo e mercato, le siciliane intensificano gli sforzi, il Palermo prepara la sfida Coppa Italia contro il Parma, in Serie C il Catania è ancora alle prese con il caso Tesseramenti. Bentrovati, in primo piano la strage di Altavilla Milicia. Giovanni Barreca, l'uomo che è accusato di aver ucciso la moglie e 2 figli durante un rito esoterico, una sorta di esorcismo, potrebbe non andare a processo. È stata infatti accolta la richiesta di perizia psichiatrica, si attende l'esito. Se dovesse risultare non capace di intendere e di volere, l'uomo non andrà in carcere. Sentiamo Roberta Lunghi. Potrebbe mutare, qualora fosse dichiarato incapace di intendere e volere, il destino giudiziario di Giovanni Barreca, l'imbianchino accusato di avere partecipato alla strage familiare di Altavilla Milicia nel Palermitano, dove furono uccisi con torture atroci sotto forma di esorcismo la moglie Antonella Salamone e i suoi figli Kevin ed Emanuel. La procura di Termini Imerese aveva avanzato richiesta di incidente probatorio e proprio oggi il legale di Barreca ha partecipato all'udienza di conferimento dell'incarico a 2 psichiatri e uno psicologo che avranno 60 giorni di tempo per le loro valutazioni e per avallare o meno le tesi dei consulenti della difesa che al telefono ci parlano di un Barreca in preda a una condizione delirante, florida e manifesta. Comunità in apprensione per l'esito della perizia che potrebbe fare di Barreca soggetto non imputabile. Non sarebbe processato. Questo vuol dire però che dovrebbe affrontare di contro è tutto un percorso di cure, di recupero presso delle strutture adeguate che salvaguarderanno la sua stessa incolumità. Potrebbe dunque essere riabilitato? L'obiettivo è quello di giungere ad una riabilitazione, se naturalmente si dovesse raggiungere. Coinvolti oltre a Barreca anche i suoi presunti complici Massimo Carandente e Sabrina Fina che si spacciavano per santoni. I 3 sono in carcere dall'11 febbraio, mentre qualche giorno dopo è stata arrestata anche la figlia 17enne di Barreca. Il cadavere carbonizzato di Antonella, le torture indicibili inflitte ai figli hanno fatto di questo un caso che ha sconvolto non solo Altavilla ma l'intero paese, mentre Barreca dal carcere continua a sostenere la necessità che la sua casa fosse epurata dal demonio. La crisi idrica aggrava la mancanza di foraggi per gli allevamenti siciliani. La Regione da oggi attiva il bonus fieno, grido d'allarme degli allevatori, meno burocrazia, dicono dobbiamo fare presto. Giusia Zara. Il grido d'allarme lo avevano lanciato più volte gli allevatori siciliani, costretti per la siccità a fare i conti anche con le scorte di fieno sempre più ridotte. C'era persino chi aveva annunciato di dover abbattere il bestiame. La regione siciliana corre ai ripari ed oggi distribuisce il fieno in 10 centri sul territorio, da Enna a Caltanissetta fino a Siracusa, Ragusa e Catania. La quantità di foraggio dipenderà dall'intensità del danno subito sul territorio, fa sapere la regione, che ha stanziato 20 milioni di euro. Intanto, negli allevamenti ovini, caprini e bovini sono sempre più assetati e magri per la carenza di foraggio e resta difficile la gestione delle aziende che vedono nel bonus fieno un segnale positivo ma che lascia ancora in piena crisi gli allevatori. Da molti è stata ritenuta molto burocratica, molte lungaggini, tant'è che molti allevatori hanno preferito comprare
facendo sacrifici, il foraggi per gli animali perché non potevano aspettare. L'emergenza era tanta, gli animali non potevano stare digiuni. Ci sono anche le aziende stressate da una situazione che non ha precedenti, che chiedono tempi più celeri per gli interventi. Io quello che chiedo è che acceleri i tempi e quanto più presto possibile ce li mandi, perché ci servono ora, non a dicembre, ci servono ora, perché ora dobbiamo dare da mangiare agli animali. Ora è l'emergenza. Intanto resta l'emergenza idrica in Sicilia. Arriva la pioggia, ma è critica la situazione nell'invaso della diga Ancipa. Sono diventati una minaccia per gli agricoltori e anche per gli uomini. Così nel Parco delle Madonie a Petralia Sottana è sorto il primo centro raccolta ungulati selvatici della Sicilia, tra cui i cinghiali, perché anche questi minacciano purtroppo i nostri allevatori. Marco Gullà. Dai daini ai suini e poi soprattutto i cinghiali, che rappresentano ormai una minaccia soprattutto per gli agricoltori che vedono il loro raccolto distrutto da questi animali selvatici. Ecco perché nasce a Petralia Sottana, nel Palermitano, il primo centro raccolta dei capi selvatici, il cui abbattimento programmato è stato previsto con un apposito decreto della regione. Negli ultimi anni il numero degli ungulati selvatici è in crescita esponenziale. Gli animali hanno danneggiato alcune specie vegetali, compromettendo la biodiversità, ha recato danni nelle campagne e nelle aziende. Lungo le strade hanno messo a rischio gli automobilisti. Il Parco delle Madonie ha realizzato il primo centro di raccolta carni selvatiche in Sicilia e per noi è un motivo di grande vanto. Ecco, questo è l'inizio di una lunga esperienza che sicuramente ci vedrà impegnati nel territorio madonita. Noi siamo un geopark, siamo il Madonie Global Geopark UNESCO. Un tassello importante nella battaglia contro la fauna selvatica. Gli ungulati nei mesi addietro hanno anche creato non pochi disagi agli automobilisti, danneggiando vetture e mettendo a rischio chi circolava nelle strade delle Madonie. In una Sicilia arsa ed assetata arrivano le precipitazioni, temporale su Enna dove non cadeva una goccia d'acqua da oltre 3 mesi e nel pomeriggio sono probabili precipitazioni nell'entroterra e anche nel Catanese. Tonino De Mano. Prima di un altro picco atteso per Ferragosto, il caldo concede una tregua e soprattutto arriva la tanto auspicata pioggia in una Sicilia arsa ed assetata. Precipitazioni abbondanti nell'entroterra a cavallo tra le province di Caltanissetta, Messina ed Enna, dove ieri pomeriggio un violento temporale ha provocato allagamenti e la caduta di alberi e massi. Enna, la città più colpita, con numerose chiamate al numero unico di emergenza 112 ed altrettanti interventi dei vigili del fuoco. Idrovore in azione nei pressi della piscina comunale di Enna, con l'acqua che ha sfiorato il metro d'altezza, sorprendendo una quarantina di persone che si trovavano nei pressi della struttura sportiva. Ad Enna non pioveva da oltre 100 giorni. Situazione analoga nel lago di Pergusa, rimasto quasi a secco nei giorni scorsi e finalmente tornato a ricevere un po' d'acqua. Ed oggi, sempre nel pomeriggio, potrebbero verificarsi altre precipitazioni anche nel Catanese e nel Nisseno. Per quanto riguarda il rischio incendi, stando all'ultimo bollettino della Protezione Civile regionale, la Sicilia resta in allerta arancione con un livello di pericolosità media, quanto basta per tenere alta l'attenzione. Dopo l'ultimo naufragio, la Procura di Siracusa ha fermato 2 migranti sospettati di essere degli scafisti. I trafficanti di esseri umani ormai sono persone che utilizzano anche i social pur di propagandare i cosiddetti viaggi della speranza. Sono spesso cinici e spietati. Marco Gullà. Cinico, spietato e alla ricerca disperata di soldi. Eccolo in sintesi il profilo dello scafista o trafficante di esseri umani, i cosiddetti organizzatori dei viaggi della speranza, viaggi dove spesso si contano i morti per i naufragi. Ma come individuarli? Non si sa molto altro perché si tratta di organizzazioni ben nascoste. Nemmeno seguire la scia dei soldi, lezione giudiziaria del giudice Giovanni Falcone, funziona. Spesso i pagamenti delle tratte avvengono lungo agenzie della Avala, sistema informale di trasferimento di valori basato sulle prestazioni e sull'onore di una vasta rete di mediatori localizzati principalmente in Medio Oriente, Nord Africa, nel Corno d'Africa e in Asia meridionale, estranei ai controlli del sistema bancario. Ultimamente lo scafista utilizza anche i social, strumento per propagandare i viaggi verso l'Europa. Su Telegram, in canali comunque nascosti, si può trattare sul prezzo del viaggio e sulle condizioni delle barche. Una metodologia 2.0 che non fa altro che aumentare gli introiti per i trafficanti spietati e senza nessuna percezione del rischio.
A 39 anni dall'agguato mafioso in cui sono stati uccisi a Palermo, ha ricordato il vicequestore Ninni Cassarai l'agente di scorta Roberto Antiochia. Investigatori, ha detto il sindaco La Galla, acuti, intelligenti e generosi, che hanno saputo schierarsi dalla parte giusta, lottando fino all'estremo sacrificio. E a 44 anni dall'assassinio, sempre a Palermo, è stato commemorato anche il giudice Gaetano Costa, uno dei primi magistrati che è riuscito a indagare sui patrimoni delle famiglie mafiose, intuendone la pericolosa evoluzione. A morire sul lavoro è un siciliano su 4 in più rispetto alla media nazionale, lo dice uno studio dell'Osservatorio Sicurezza e Ambiente di Mestre. Aumentano anche gli infortuni. Orazio Longo. L'ultima è quella di un operaio di una ditta in subappalto che è rimasto incastrato con le gambe dentro un cassone in un cantiere dell'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo. L'uomo, 51 anni, è stato ricoverato all'ospedale Villa Sofia e non sarebbe in pericolo di vita. Quella vita invece che ha perso Zahiri Zamul, 28 anni, tunisino, che in Sicilia era giunto per cercare lavoro e una nuova vita e ha invece trovato la morte il 17 luglio a Scoglietti, in provincia di Ragusa, annegato all'interno di una vasca di raccolta per le acque irrigue. Queste e tante altre sono le storie di chi sul lavoro ci inciampa o ci muore. 465 storie per la precisione dall'inizio dell'anno. Le regioni dove si muore di più sono la Lombardia, la Campania, l'Emilia-Romagna e naturalmente la Sicilia. Sicilia che registra anche un incremento del 4% di infortuni sul lavoro come quello avvenuto all'operaio di Palermo. Lo dice l'INAIL, lo ripete l'Osservatorio Nazionale di Bologna, lo dice ancora l'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente di Mestre, che posiziona Palermo al 4° posto nella ingloriosa classifica dell'incidenza degli infortuni mortali, seguita da Trapani 11°, Siracusa 17° e Agrigento 22°, tutte in zone da bollino rosso. Meglio Catania 49°, ma è comunque bollino arancione. Secondo i dati dell'osservatorio, la nostra isola registra un aumento superiore al 25% rispetto alla media nazionale. Il fenomeno infortunistico più elevato si conta nella fascia dei lavori ultra 65enni, seguito dalla fascia 55-64. I lavoratori stranieri sono soggetti a un rischio infortunio mortale quasi triplo rispetto agli italiani, il settore delle costruzioni il più colpito. Movimentato Consiglio Comunale a Palermo su una mozione che prevede la registrazione anagrafica delle famiglie arcobaleno. Ci sono altre priorità, hanno detto da Fratelli d'Italia. La città annega tra l'emergenza rifiuti e la mancanza di acqua. Il presidente è stato costretto a chiudere la seduta in piena bagarre. Desiree Ferlito. Scontro in Consiglio Comunale a Palermo sulla mozione che prevede la registrazione anagrafica delle famiglie omogenitoriali. Durante la seduta il capogruppo di Fratelli d'Italia Milazzo è intervenuto contro la mozione presentata dal comitato Esistono i diritti, dichiarando che prima della trascrizione dei bambini delle coppie arcobaleno la città ha problemi più urgenti da affrontare, come quello dei rifiuti. Un'argomentazione che secondo molti banalizza il tema dei diritti. Secondo Di Ganci del PD, la necessità di affrontare le emergenze non impedisce di certo la trattazione della mozione da parte del Consiglio e occuparsi di questioni sociali e civili non esclude la possibilità di affrontare le numerose emergenze irrisolte dell'amministrazione La Galla. Anche il sindaco è intervenuto sulla questione, schierandosi a favore della mozione, che però deve prendere atto della circolare del ministro Piantedosi che impedisce di fatto ai comuni di trascrivere i figli delle coppie omogenitoriali. Tra favorevoli e contrari, in piena bagarre, il presidente del Consiglio Comunale Tardillo è stato costretto a chiudere la seduta tra le urla. A Catania è possibile presentare domanda per la concessione del bonus di 1.000 euro per ogni figlio nato nell'anno 2024. A beneficiarne le famiglie con reddito ISEE non superiore ai 3.000 euro. Altre informazioni e il modulo per la richiesta si possono trovare e scaricare nel sito del Comune di Catania. E adesso andiamo a Isola Bella, dove è stata revocata l'ordinanza di balneazione. Tanti turisti che sono tornati ad affollare il tratto di mare più bello. Francesco Triolo. È sempre stata la cartolina più bella del mare di Taormina, all'Isola Bella, lo scenario in cui immergersi è rimasto lo stesso negli anni. Anche nei giorni scorsi, quando è arrivata la notizia della presenza dell'alga inquinante, sono state davvero poche le persone che hanno rinunciato al bagno nelle acque. Adesso che i valori di tossicità sono rientrati nella media, il divieto di balneazione è stato revocato. Oggi la situazione è questa, con la spiaggetta sempre presa d'assalto. Questa ordinanza di un giorno praticamente è stata revocata subito il giorno dopo, perché praticamente i turisti sono venuti lo stesso, anzi
non sono mancati e siamo contenti che sia così e speriamo di continuare su questa strada, perché quest'anno è stata una stagione bellissima e anzi meglio di tante altre. Resta solo il divieto di balneazione invece nell'area della cosiddetta Grotta del Giorno di Capo Taormina, ma solo per pericolo di caduta massi dalla volta della caverna. Adesso una breve pausa, ci vediamo tra poco. Le mura del centro storico narrano la vicenda del santo. Ad Adrano è stato un successo lo spettacolo Nicolò a sua immagine, che racconta la vita di San Nicolò Politi. Orazio Longo. State sentendo? Lo sapete cosa sono? Le campane. Popolo di Nicolò Politi. I muri che parlano, la piazza che diventa una pinacoteca multimediale con a tema la storia di San Nicolò Politi, il santo venerato ad Adrano in provincia di Catania, che si è visto raccontato con una rappresentazione di videomapping con il Palazzo Bianchi, sede del comune, divenuto proscenio animato della performance davanti a una piazza piena per l'occasione. L'intento nel creare questo video, che è stato proiettato nella facciata di Palazzo Bianchi, era quello di dare la sensazione che fosse il muro a parlare, la facciata del palazzo, ed era anche quello di non appesantire troppo la recitazione dell'attrice Chiovanna Andriggiù ed evitare di inserire effetti che distraessero dalla recitazione. Uno spettacolo scritto da Giuseppe Lazzaro Danzuso, ispirato a un testo di 150 anni fa del sacerdote Antonio Buontempo, le musiche di Massimiliano Pace, la direzione creativa di Gaetano Lamele e la recitazione di Giovanna Mangiù. Seguita dagli angelici spiriti. Dopo lo spettacolo, la tradizionale volata dell'angelo. Successo all'anfiteatro di Zafferana Etnea per Noa, l'artista israeliana che ha inneggiato a pace e amore e presentato in anteprima 4 nuove canzoni scritte proprio dopo il 7 ottobre. Roberta Lunghi. C'è una pace possibile nelle parole e nel canto di Noa, l'artista israeliana che ieri sera ha incantato il pubblico dell'anfiteatro di Zafferana Etnea. Emblema del suo concerto la bella Beautiful That Way, canzone che Noa ha interpretato partendo dal brano che fa da colonna sonora al film La vita è bella di Roberto Benigni con le musiche di Nicola Piovani. Un fluire quasi magico dove le parole hanno avuto un peso nel concerto iniziato con i sì e i no. Il sì all'amore, alla pace, all'uguaglianza, il no alla guerra, alla violenza, alla sopraffazione. Uno scambio di emozioni durato quasi 2 ore per un pubblico partecipe che ha cantato e ha applaudito, con il privilegio di avere sentito in anteprima 4 nuove canzoni scritte dall'artista dopo la fatidica data del 7 ottobre. Adesso una breve pausa e poi parleremo di calcio. Eccoci al calcio, il Palermo riprende la preparazione oggi a Veronello, dopo Marsura il Catania è vicino alle cessioni di Zammarini, Curado, Peralta e Costantino. A Trapani è in arrivo Lescano e Ricciardi. Sentiamo Sergio Colosi. Ripresa della preparazione oggi per il Palermo a Veronello in vista dell'esordio stagionale. Domenica al Tardini contro il Parma in Coppa Italia. Per il mercato si guarda in casa Juventus. Asa per il centrocampo e Sekulov per l'attacco. Per il giovane regista già seguito a giugno, accelerazione nella trattativa nelle ultime 48 ore. Al Palermo piaceva Nicolussi Caviglia, ma la pista era complessa e la scelta è ricaduta sul compagno della Next Gen. Situazione interlocutoria in casa Catania.
Catania, dove la data di venerdì 9 agosto rappresenta un passaggio chiarificatore al di là della ventilata riduzione del budget stanziato ad inizio stagione. Si lavora H24 per arrivare in tempo alla scadenza del 9 agosto e si attende una conferenza stampa da parte dei vertici dirigenziali. Dopo il ritorno all'Ascoli di Marsura, trasferito a titolo temporaneo, la società è impegnata su altre cessioni. La prossima riguarda il centrocampista Roberto Zammarini con destinazione Spal. Seguiranno quelle di Costantino, dopo Lecco, Casertana e Lucchese è in corsa anche il Gubbio, Peralta che potrebbe rientrare nell'operazione Gomez al Catania e Curado. La mancata convocazione di De Rose nel Cesena è un altro tassello che indica l'imminente passaggio al Catania, preceduto dalle ufficialità di Guglielmotti e Lunetta. Sabato sera si conoscerà l'avversario della Coppa Italia di Serie C che uscirà dalla sfida dell'uscita tra Crotone e Messina. Quest'ultimo cantiere aperto con Pervanne e Francesco Rizzo in prova, ma lontano dall'essere una squadra competitiva. Lo è già invece il Trapani, le cui quotazioni sono ulteriormente cresciute con l'annunciata firma di Lescano e il prossimo arrivo di Ricciardi. È tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito. Buon pomeriggio.